Se stai vedendo questo video è perché probabilmente hai già sentito delle mie meditazioni sul canale YouTube o hai visto dei ulteriori video di me che spiegavo qualcosa riguardo al dolore cronico. Beh, se invece non mi conosci e sei nuovo, nuova in questo canale, in questo video, voglio presentarmi. Io mi chiamo Alessio Veneziano, sono un terapista, sono fondatore di un programma sul dolore cronico che si chiama Neurobalance. È un programma differente da tutto quello che potrai aver visto oggi in Italia, perché è un approccio mente-corpo, un approccio olistico, però comunque scientifico. Molte persone avranno già provato, come te, degli approcci più convenzionali, magari verso la fisioterapia, magari verso le terapie farmacologiche o magari alternative, agopuntura, Reiki o magari tantissime altre soluzioni come integratori e quant'altro. Il mio approccio è un approccio che ho imparato sulla mia pelle, perché ho sofferto anch'io di dolori persistenti da diversi anni e dopo aver risolto questa mia problematica ho voluto scrivere un libro, che è il libro che vedi qua, Il potere della consapevolezza, che ha aiutato veramente centinaia di persone negli ultimi mesi, da quando è uscito questo libro, a ritornare a stare bene. Quindi oggi in questo video voglio spiegarti cosa troveresti all'interno e magari iniziare a leggerlo e iniziare questo percorso diverso da tutto quello che hai fatto prima, senza necessariamente fare altre terapie manuali o farmacologiche, perché se le hai già fatte e non hanno dato risultati, c'è un problema, che è un problema che non hai trovato, insomma, la radice di questo dolore o di sintomi. Possono essere anche non dolorosi. Quindi, che cosa trovi all'interno di questo libro? Andiamo passo per passo, punto per punto, così ti fai un'idea se può essere qualcosa che ti può servire. Quindi la prima parte di cui parlo è la mia esperienza, che te l'ho già accennata all'inizio di questo video. Soffrendo da dolori persistenti al collo e non solo, ma che si andavano a irradiare alla scapola, alla spalla, alla testa, ho capito dopo anni che il mio problema non era dove sentivo il dolore, ma in un sistema nervoso che era andato in ipersensibilità a causa di problematiche principalmente di stress o emotivi. E parliamo appunto di emozioni represse. Tra poco ti spiego più nel dettaglio. Quindi questo è uno dei primi libri in italiano su questo approccio mente-corpo. Quindi la natura del dolore. Questa è una delle parti centrali del libro, o comunque le prime parti più fondamentali, dove ti spiega la differenza tra un dolore acuto e un dolore persistente, proprio dal punto di vista facile da capire, ma dal punto di vista neurofisiologico. Una volta che hai capito la differenza dai due, andiamo a fare una differenziazione ancora di più sul dolore persistente nociplastico e sul dolore persistente neuropatico. Se stai guardando questo video, molta probabilità è che tu soffri dolori nociplastici e non neuropatici. La differenza tra uno e l'altro è che il primo, il nociplastico, ha un'attivazione creata da un'ipersensibilità del sistema nervoso e non da problematiche di struttura. Quindi non è la tua cervicale che il problema, non è i tuoi muscoli o i tuoi tendini, ma è più che altro una sensazione di contrazione data da un sistema nervoso ipersensibile. Quindi il sistema nervoso centrale è fatto da cervello e midollo spinale. Questa contrazione fa sì che crea dolori o sintomi anche non dolorosi, esempio il senso di sbandamento, il senso di instabilità. Questi sono sintomi che la maggior parte delle persone che soffrono comunque di ansia, di problematiche persistenti hanno. Quindi quando l'allarme rimane acceso, quindi c'è un allarme che rimane acceso all'interno del nostro corpo, il corpo reagisce dopo un po' con sintomi. Il ruolo del sistema nervoso. Il sistema nervoso quindi può diventare ipersensibile a causa di passati che sono stati o traumatici o stressanti. Il cervello quindi amplifica queste sensazioni che sente dal corpo e rilascia dolore. Il concetto quindi è semplice: il dolore è reale, non è qualcosa che ti inventi o che pensi che tu abbia, no, è reale, i sintomi sono reali, quindi se qualcuno ti
ti sta dicendo: "No, ma guarda che è semplicemente un po' di stress", e semplifica tutto all'ansia, e non dovrebbe essere semplificato così. Dovrebbe essere semplificato dal il sistema nervoso dà queste contrazioni a causa di molto stress, molta paura interiore, molto conflitto, e rilascia delle contrazioni o dei sintomi in questo modo sul corpo. Ti spiego quindi nel libro come è strutturata questo ciclo di paura e dolore. Paura, dolore e evitamento di attività. Infatti, se stai guardando questo video, molto probabilmente avrai evitato tantissime attività nella tua vita, o le stai evitando, magari con meno intensità. Molte persone che seguo da anni hanno limitato le uscite con gli amici, hanno, limitato le i viaggi, hanno limitato, tutte quelle attività che potevano dare una problematica sul corpo, ma non perché c'era un corpo danneggiato, ma perché il corpo era ipersensibile. Quindi questa parte di ciclo paura viene spiegata più nei dettagli. La parte quindi di consapevolezza è importantissimo. Capendo queste informazioni, le tue credenze sul dolore stesso e sui sintomi iniziano a cambiare. Ovviamente c'è una parte molto fondamentale del libro dove ti fa fare un'autovalutazione dei tuoi sintomi, ti dice come questi sintomi si verificano e quali sono le caratteristiche di questi sintomi. Esempio, dolore che migra, dolore che viene diffuso nel corpo, non c'è un particolare punto che riesci a capire che è l'origine del sintomo. Ci sono, origini di questi sintomi causati da stress, da periodi molto stressanti. Magari chi è arrivato a questo problematica dopo un lutto, dopo una separazione, dopo un grave infortunio magari anche. Infortunio che poi non è riuscito a, guarire dopo anche 3, 4 mesi di terapie farmacologiche o fisioterapiche. Quindi parlo appunto della parte interna del corpo, le emozioni, le paure. Le emozioni devono essere espresse o comunque metabolizzate. Le emozioni non metabolizzate, quindi represse dentro il corpo, entrano a far parte del nostro inconscio e rilasciano delle reazioni fisiche, anche molto intense. Problematiche che non penseresti mai siano create da semplicemente un cervello in allerta o un sistema nervoso in allerta. E capisco che molti di voi che vedete questo video mi diranno: "Ma no, Alessio, io ho veramente un dolore tanto intenso che non può essere un sistema nervoso ipersensibile solo a crearlo". E quindi continui a fare visite su visite, esami su esami, dove non viene veramente trovato il problema. Quindi questa parte di emozioni è il corpo, quindi viene spiegata molto più nel dettaglio, e soprattutto la parte ultima, quindi del libro, va a parlare degli strumenti, perché non è necessario solo avere la consapevolezza, ma anche avere, una sorta di pratica verso, in questo caso parlo della meditazione. Una meditazione particolare per andare a neutralizzare queste sensazioni, dando sicurezza al sistema nervoso o al tuo corpo. La meditazione è una meditazione non quella che va semplicemente a rilassare il corpo, quindi qua non stiamo cercando di rilassare il corpo, stiamo cercando solo di dargli sicurezza. Una volta che la sicurezza viene percepita a livello corporeo e bisogna fare comunque una pratica costante, che ci possono mettere anche 3, 6 mesi di pratica costante, allora lì i sintomi iniziano a cambiare. Dobbiamo capire che questi sintomi sono semplicemente dei messaggi del nostro corpo che devono essere ricepiti attraverso la nostra consapevolezza per essere metabolizzati e poi cambiati. Quindi se questo libro pensi che può fare una piccola differenza nel tuo percorso, ti metto in descrizione il link, lo trovi su Amazon. Scrivimi nei commenti se hai dubbi o domande riguardo a quello che ti ho detto, e ci vediamo nel prossimo video.